un attimo che siamo qua. Allora, eccoci rientrati in studio, ultima parte della nostra trasmissione che questa sera dedichiamo come dire, ai nuovi commissari europei, a quello che è successo in Europa, a quello che è successo in Italia. Ermanno, come dire, una coincidenza strana. Allora, una coincidenza dove formiamo noi un nuovo governo e naturalmente ribaltando la situazione precedente, contemporaneamente in Europa si viene a formare il governo europeo e questa nuova situazione viene influenzata sia da una parte dell'elettorato, diciamo, 5 Stelle, PD, e supportano l'elezione del Presidente della Commissione, il quale naturalmente poi ci porterà dietro una serie di personaggi che daranno una mano nel governo di questa Europa. Si è combattuto molto in questa ultima campagna elettorale se cambiare, cioè se migliorare, non cambiare nel senso di fare un'altra cosa, ma comunque se portare questa Europa a un livello più democratico e più sensibile a quelle che sono le necessità delle nazioni che partecipano a questa aggregazione. Ecco, e qui è il motivo di questa trasmissione questa sera, è capire se andiamo in questa direzione o se per caso non ripetiamo gli stessi errori che sono stati fatti precedentemente. Quindi abbiamo 2 ospiti con noi, ne aspettiamo forse un altro che ha avuto un contrattempo e quindi intanto li presentiamo. Abbiamo con noi Angelo Zuppardo. Buonasera Zuppardo, esponente di Articolo 1. Buonasera, anche Leo, anche Liberi Uguali? Certo. Anche Liberi Uguali, Articolo 1. Buonasera a Marcello Bano, esponente della Lega. Buonasera, grazie dell'invito. Certo. Allora, innanzitutto partiamo con una domanda, diciamo così, che è un po' sorta spontanea, no? Questa coincidenza di questo governo, chiamiamolo così, europeo, e di questo governo Conte. Bano. No, non c'è in politica non c'è nessuna coincidenza, è stata un premio, siccome il governo attuale, fatto da una maggioranza abbastanza giallo-rossa in questo momento, è un governo europeista, ma nel senso, secondo me, un po' più dispregiativo del termine, nel senso che è un governo molto amato dai poteri forti, dalle banche, dalle multinazionali. Per ricompensare questo governo abbiamo avuto come commissario italiano, ce lo ricorderemo tutti, il primo ministro Gentiloni. Cioè, purtroppo questo è un dato di fatto, invece noi eravamo per una soluzione completamente diversa. Noi l'Europa vogliamo rimanere in Europa, però volevamo cambiarla, invece alla fine si cambia tutto per non cambiare niente. Ho sentito prima la frase, ha perfettamente ragione il direttore, e ci saremo Gentiloni come commissario europeo, quindi Dio ce ne scampi e ce la mandi buona. Cosa dobbiamo fare? Allora Zuppardo, il Partito Democratico è riuscito, diciamo tra virgolette, a tramare o comunque a tessere come dire, delle alleanze che a livello europeo, ne abbiamo parlato prima nella prima parte della trasmissione, Presidente Sassoli, adesso o Sassoli che dir si voglia, adesso è un suo collega e anche Gentiloni, cosa dice? Si sta nei posti dove si conta, e io penso che il tema vero è se tu costruisci una politica in cui isoli il tuo paese e poi ti metti in un angolo, e io penso che questo sia in parte il limite in cui si è trovato il governo precedente, peraltro non aiutato neanche da quelle forze politiche, quei primi ministri, penso Orban, che volevano fare, come dire, diciamo, i sovranisti, il quale Orban ancora tutt'oggi sta nel gruppo del Partito Popolare Europeo, e quindi essersi messo ai margini dei posti dove si decide non è un errore per la forza politica che rappresenti, è un errore per il paese che tu rappresenti.
Noi non siamo un paese marginale del processo decisionale europeo, siamo uno dei paesi fondatori della Comunità Europea. Tu stai lì e eserciti la tua politica nel posto in cui si sta. Nelle 21 riunioni dei commissari del Ministro degli Interni sul tentativo della modifica del Trattato di Dublino, l'ex Ministro degli Interni non ci è andato mai. E l'Europa non la cambi se non ci vai e non provi a costruire là dentro una proposta politica e un'alleanza politica che ti mette nelle condizioni di cambiarla. E diventa così un meccanismo per cui fai finta che la vuoi cambiare, ma usi questo argomento dell'Europa come propaganda. I leader politici non si misurano solo sulla capacità di parlare alla pancia del paese, ma perché hanno una visione del paese. Io credo che la sinistra storicamente ha fatto una scelta ormai da tempo di essere dentro questo mondo che si chiama Europa. Peraltro l'alternativa quale sarebbe? Un piccolo paese come l'Italia che fa lo 0,8% del PIL mondiale, insignificante, che si sta dentro la competizione mondo che oggi avviene con Stati Uniti, in Cina e Russia. E peraltro la nostra collocazione europea, la nostra collocazione del mondo, cos'è? Facciamo il flirt a Putin? Cioè l'Italia diventa un partner, come dire, privilegiato della Russia? Io penso che questo sia un errore dal punto di vista della politica, della collocazione strategica del nostro paese, è un errore grave. E quindi stai nei posti in cui decidi. Secondo me ha fatto bene il centro-sinistra. Non è che Gentiloni è diventato ministro dell'economia perché ci hanno fatto un piacere, perché in Europa non ragionano così, perché siamo stati gli unici ad avere candidato un ex primo ministro. Allora, siccome in Europa vale una regola per cui se un paese candida un primo ministro non è che lo fa passare meno di altri paesi europei che candidano un ex parlamentare europeo, avere candidato un primo ministro ti consente di avere un posto importante nel governo dell'Europa. Ecco, allora solo però. Sì, appunto. Quante ne vogliamo? 10? Era questo Quante ne vorremmo? 10? No. Nei governi precedenti avevamo delle rappresentanze molto più importanti e peraltro però questo che noi abbiamo presentato in Europa vediamo come è stato scelto, con che criterio è stato scelto, perché questa signora Ursula sentiamo che ha cosa... accettato di prendere sotto di sé questo nostro ex Presidente del Consiglio, ma a determinate condizioni. Sentiamo dalle sue parole cosa ci racconta. Sentiamo. Paolo Gentiloni però è un ex primo ministro con un'estesa esperienza, con un'ampia esperienza, e lui sa benissimo quanto siano complesse le questioni che noi dovremo affrontare, che quindi anche lui dovrà affrontare. E oltretutto questo dimostra che noi in primo luogo siamo europei. E per noi anche è stato decisivo un altro aspetto: volevamo avere una combinazione intelligente con un equilibrio anche di punti di vista diversi. Abbiamo anche il commissario Dombrovskis e Gentiloni dovrà collaborare anche moltissimo con Dombrovskis, vicepresidente esecutivo. E sappiamo anche che in Italia il Ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, nuovo, viene dal Parlamento europeo e lui ha anche grande esperienza e conosce bene il patto di stabilità, conosce molto bene le norme sulle quali noi in Europa ci siamo messi d'accordo, perché ci rafforzano, perché fanno avanzare l'Europa. Quindi io credo che riusciremo a raggiungere questo equilibrio e riusciremo a fare progressi su questi aspetti estremamente complessi nel rispetto del quadro concordato in Europa. Ecco, allora abbiamo due cani da guardia. Uno ce l'ha mandato l'Europa e uno abbiamo Dombrovskis, che terrà sotto controllo il nostro ministro in Europa. È una questione normale oppure siamo assediati? Ma io lascerei prima la parola perché l'opposizione ha sempre la voce più forte. In maggioranza adesso sì, sentiamo la maggioranza. Ma funziona veramente. Attenzione, non potevamo... non è, no, la Commissione, la Comunità Europea, purtroppo, per fortuna, per me purtroppo, è ancora a metà strada tra l'essere un paese, uno Stato dove i cittadini europei votano
il Presidente della Comunità, è a metà tra un rapporto tra Stati. La Commissione non è altro che un equilibrio tra gli Stati membri, in cui tu trovi la rappresentanza più o meno di equilibrio tra paesi degli Stati membri, perché questo è il grande dramma della Comunità Europea. Non è ancora gli Stati Uniti d'America, cioè Stati federali uniti con un governo unitario, non è una convenzione tra Stati singoli, e questa è la originalità che la fa essere un ibrido. La Commissione, che non è votata dal Parlamento europeo, quindi non ha bisogno di un rapporto fiduciario del Parlamento europeo, non è altro che la rappresentazione, cerca di essere la rappresentazione della componente di tutti gli Stati membri. E quindi ha detto una cosa vera: c'è la rappresentanza italiana, che appunto è un ex Presidente del Consiglio, che quindi ha avuto un buon incarico, e ci sono altri componenti che rappresentano altri Stati, altre posizioni. Ma io non ci trovo nulla di male, cosa dobbiamo fare? Guardare con le baionette? Cioè mi scusi, adesso io non dico che poi le cose non andranno a posto, ma che il Presidente della Commissione Europea dice: ci abbiamo messo sulla schiena uno che controlla Gentiloni, direi che a livello solo di proposizione non ci considera nemmeno. Esatto, è la genesi che sbaglia, ma ci hanno sempre considerato. E questo è il problema, cioè noi cosa contiamo in Europa? No, però attenzione, prima non contavamo nulla. Adesso contiamo meno. No, aspetta, facciamo così, perché prima ci eravamo collocati in una posizione politica oggettiva, perché quando tu scegli di collocare il tuo paese alleato di Putin, che ha un interesse economico a stassare l'Europa, e scegli come linea politica, quindi anche del tuo paese, che l'Europa è il cane da guardia, la dobbiamo distruggere, non puoi poi pensare di contare in Europa. Questo è uno dei temi, no? Noi in Europa prima non potevamo contare, tecnicamente. Oggi siamo dentro quel meccanismo, un governo che esprime e che può avere la possibilità, compatibilmente con le regole europee, che secondo me vanno anche cambiate, c'è una battaglia da costruire nel tempo con le alleanze. Ma chi fa la battaglia se sono sotto guardia? No, loro no. Questo era il tema. Ci sono interessi che non siamo solo noi che pensiamo, ad esempio, che la scomputo, per esempio, di tutto quello che riguarda la materia ambientale, gli investimenti in materia ambientale non vanno a far parte del deficit. Con noi la pensa così anche la Germania, e con noi la pensa così anche la Spagna. In quel posto lì vinci se fai alleanze, non è che in quel posto lì vai lì, sbatti i pugni e ti danno ragione. Sì, in politica estera non funziona così, in politica estera funziona se hai capacità di costruire alleanze. Io capisco che se fosse andato un rappresentante leghista, magari un cane da guardia tipo Dobrovic poteva anche starci, ma è arrivato uno che sta dalla parte della signora Ursula. E quindi non ho capito. Ursula non è una candidata, è il centro-sinistra, i socialisti democratici hanno candidato in Europa a quel posto Schulz, che era il nostro candidato, poi Orban dei popolari europei ha votato Ursula, e i 5 Stelle hanno votato Ursula. I socialdemocratici hanno proposto Schulz e hanno perso. Lasciamo la parola all'opposizione, poi vedremo questa signora Ursula quante ne combina. Prego. Vabbè, è interessante, ci sono diversi spunti che a me piace sentire da Toppardo. Beh, innanzitutto facciamo la genesi di questa Ursula. Chi è che la vota? Ha ragione, la votano i 5 Stelle, ed è uno dei motivi per cui dopo è caduto il governo, perché se noi abbiamo fatto, ricordiamoci tutti, innanzitutto che il Movimento 5 Stelle comunque ha perso 6 milioni di voti, che è un'esagerazione, cioè un partito che praticamente era stato sconfitto. Il PD, non ne parliamo, era leggermente in risalita, la Lega aveva fatto il cappotto, la plane. Cioè, quindi quantomeno ci si aspettava una politica completamente differente, soprattutto perché eravamo al governo. Invece alla fine cosa è successo? È successo quello che purtroppo non doveva succedere, e la Lega ha staccato la spina perché non si andava più da nessuna parte, non riuscivamo a portare a casa nulla, e anche la politica a quel punto là dei 5 Stelle aveva già iniziato a cambiare e aveva già identificato un percorso, purtroppo, che era quello di prima, cioè non era cambiato nulla, mentre noi eravamo dei rivoluzionari, volevamo cambiare questo tipo di Europa.
Il Movimento 5 Stelle lo diceva anche lui, ma alla prova dei fatti si sono rivelati completamente inaffidabili. E qua adesso ci ritroviamo un commissario che non vale nulla, cioè che non viene, tanto che non ci rappresenta, perché se non c'era sto governo non avremmo mai proposto Gentiloni, tanto per essere chiari. Cioè, questo è fuori dubbio. E quindi adesso ci becchiamo Gentiloni, che è stato battuto dai cittadini italiani insieme a Letta, insieme a Renzi, e dopo Gentiloni, e adesso lo troviamo commissario europeo. Cioè, il peggio del peggio che poteva capitare a questo punto qua. Cioè, è stata una debacle. Dopodiché, ripeto, sulle politiche noi avevamo delle idee molto chiare, noi siamo andati in Europa per cambiare, abbiamo avuto un mandato popolare per cambiare, per provare a cambiare questa Europa. Ma se dopo è successo quello che è successo, giustamente si dice bisogna fare alleanze perché là contano i numeri, come in politica è matematica, contano solamente i numeri, e adesso abbiamo questo tipo di situazione qua. Noi non vogliamo niente, lo dice il presidente Ursula, cioè ci mette il tutor a Gentiloni, adesso incomincerà la politica. Dopo io ho ascoltato attentamente anche quello che diceva del ministro dell'interno, dei tavoli, di cambiare Dublino eccetera, ma scusa, ma prima cosa stava succedendo? Avevamo decine di migliaia di sbarchi tutti gli anni, è entrato Salvini e ha detto chiude i porti, non entra più nessuno, chiusi i porti e sono entrati praticamente nulla, ed è stato premiato anche per quello. Adesso andiamo in Europa, apriamo i porti, ci fanno sforare, perché questo è quello che succederà, però diventiamo di nuovo il capo profughi europei. Di questo dopo parleremo anche dei profughi, ma io a proposito di Gentiloni volevo proporvi, l'abbiamo visto prima nelle immagini dietro, il commento di Romano Prodi, quindi è stato chiesto, sentiamo che cosa dice della nomina di Gentiloni. Cosa significa la presenza di Paolo Gentiloni? Beh, che ci abbiamo messo un pezzo da 90, per quello che dico che molti paesi ci hanno messo persone di peso, questo dovrebbe rinforzare il ruolo della Commissione. Potrebbe essere un aiuto anche in vista della prossima legge di bilancio, visto che si parla di flessibilità dei conti. Noi non dobbiamo cercare leggi speciali, nemmeno chiedere cambiamenti per noi, ma semplicemente avremo una persona che farà vedere la compatibilità dei nostri comportamenti con le regole dell'Unione Europea. Ecco, questo è un pezzo da 90, Zupardo, condivide? Non è che andiamo lì a fare l'elemosina per dire dateci, ha ragione. Noi siamo un paese cofondatore dell'Europa, abbiamo proposto un ex Presidente del Consiglio, ma toccando, se c'era il governo di centrodestra avrebbe proposto un leader del centrodestra, cioè non capisco questa polemica, abbiamo proposto un ex Presidente del Consiglio, questa ha consentito che avere, ma non ci sta trombato, si elegge, la nomina non è per elezione, la nomina è governativa e il governo secondo me ha scelto tra quello che poteva scegliere un candidato che aveva esperienza di governo del suo paese, cioè quasi a curriculum, e che ha potuto questo garantirci di avere tra la componente un incarico che riguarda l'economia, ma non è che lo facciamo perché ci dobbiamo andare lì col cappello in mano e dire no guardate, siccome abbiamo fatto sta cosa, su dai fateci piacere di fare lo sforamento, andiamo lì e proporremo insieme agli altri paesi, lo farà il ministro Gualtieri per quanto riguarda l'Italia, una serie di misure che possono essere di sviluppo per un percorso della nuova Europa, e lì costruisci politica, come si fa la politica, hai una visione del tuo paese e proponi una visione dell'Europa e cerchi di incontrare su questo gli altri paesi per cambiare l'Europa, ma non è che se te ne stai a Papete e non vai là lo risolvi, Papete ti diverti, belle ragazze, ma sicuramente se non vai lì non è che lo risolvi il problema, o se urli nella piazza non funziona, devi andare nei posti dove si decide e cercare con la tua visione del tuo paese e dell'Europa di costruire un punto di vista che sia diverso. Tra l'altro abbiamo una congiuntura economica particolare, l'Occidente è nella più grave crisi economica mondiale, l'economia americana è in recessione, anche l'economia europea, Draghi ha fatto il quantitative easing, di fatto ha messo moneta nelle banche
europee, la Germania sta soffrendo per la prima volta una sofferenza di carattere economico, c'è una congiuntura che può consentire alcune operazioni di cambio di certi paradigmi. Draghi ha chiesto una cosa precisa alle banche, dice non aspettate che io vi dia i soldi per investirli nei titoli di Stato, dovete tirar fuori i vostri soldi da investire nei titoli di Stato, allora sarete ulteriormente premiati, perché in questo momento le banche cosa aspettano? Aspettano i soldi della Comunità Europea, della BCE, e dopodiché investono solo quelli e gli altri li investono altrove o non li investono del tutto, il che vuol dire che il signor Draghi si adopera per creare economia, ma le banche non gli vanno dietro. No, io dico una cosa, perché dopo bisogna anche contestualizzare l'Italia dove è collocata. Cioè, io ricordo che comunque l'Italia è la terza potenza europea, cioè, e ripeto, in questo momento noi siamo sotto... E seconda nel manufatturiero. Appunto. Cioè, quindi avere un tutor su un commissario europeo come Gentiloni è un'umiliazione, purtroppo è l'epilogo che continua di una politica che in questo momento andavamo in Europa col cappello in mano, ci mettevano dei vincoli che erano dei vincoli capestri, importavano l'olio tunisino, il pomodoro dalla Cina, il riso dalla Cambogia. Allora io vorrei capire se ci va bene questo tipo di Europa oppure se vogliamo cambiarla. Allora, se fino adesso le cose sono andate male e gli italiani ci hanno dato un mandato chiaro in queste elezioni europee, perché continuiamo a perseguire la stessa politica? Questa è una domanda che faccio a livello generale. Era questo che si aspettavano gli italiani che hanno votato a queste elezioni europee? Non penso proprio, perché se prima avevamo 4 rappresentanti della Lega, adesso ne abbiamo 30, evidentemente gli italiani volevano un cambiamento, e invece il cambiamento non c'è stato, perché se il cambiamento è Gentiloni, e se queste sono le parole che ha detto la signora Ursula, siamo messi, secondo me, molto male. Cioè, non cambierà assolutamente nulla, ci faranno sforare, ci sarà flessibilità, ci sarà quello che abbiamo già anticipato, che ha già anticipato, e purtroppo ci ciuceremo invece tutto il resto che vedremo nei prossimi mesi, che sappiamo già come va a finire. Questo è il tema. Zuppardo, siamo normalizzati con questo cambio di Però per i governo? rivoluzionari invece. No, ma noi non abbiamo votato per uscire dall'euro. Ma neanche noi. Noi non abbiamo fatto elezioni europee. Non credo, apprendo stasera che la Lega si presentava alle europee con un messaggio usciamo dall'Europa. Non abbiamo mai detto. Perfetto. Quindi diciamo che il tema di uscire dall'Europa non è stato posto dalle europee. No. Non abbiamo come in Inghilterra una forza politica, adesso non mi ricordo come si chiama, che dichiaratamente ha posto il tema, peraltro abbiamo visto cosa è successo, dell'uscita dall'Europa. Cambiamo l'Europa. Posso dire, lei ha conosciuto in questa campagna elettorale una forza politica che abbia detto l'Europa così com'è, tutti la vogliamo cambiare. Ma se vuoi cambiare l'Europa ci stai. Non è che non ci vai, e se vuoi starci ci stai con quello che tu ritieni essere, per quanto riguarda la tua parte politica, una figura politicamente capace, rilevante, che ha fatto il Presidente del Consiglio, che ha competenze, che ha conoscenze. Ma è uno che cambia l'Europa secondo te, Zuppardo? La cambiamo insieme agli altri Stati che con noi. No. A oggi uno dei temi che è stato posto è ad esempio questo che riguarda il tema della questione ambientale. Si possono scorporare dal 3% tutti gli investimenti che sono legati alla questione, è un grande tema, no? Il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente, di un'economia legata all'ambiente. Questi tipi di investimenti possono essere scorporati dal vincolo di bilancio? È una delle discussioni che è in campo tra i Paesi membri. Su questo ad esempio Francia e Germania sono molto più attenti, perché hanno interesse a costruire una politica su questo terreno. Questo è uno dei temi se parliamo di Europa. Ma mi pare che funziona così, è sempre funzionato così. La mia impressione sul cambiamento climatico, credo che l'Europa non sta facendo assolutamente nulla. Ecco. Che si potrebbe cambiare il clima, sicuramente non so se ancora siamo in tempo, ma comunque ci dovremmo provare.
ma certamente il concetto non è europeo, è un concetto globale. Bisogna mettersi attorno a un tavolo e stabilire, perché non possiamo sacrificare certi paesi perché non possono incrementare la loro agricoltura e perché noi stiamo consumando e producendo CO2 a tutto spiano. Ecco. Ma quello che mi interessa sottolineare è come questo governo europeo sia germanocentrico, molto più di prima. Certo. Prima c'erano molti più rappresentanti, allora abbiamo fatto una grafica e se qualche telespettatore ha avuto la pazienza di seguire la parte precedente e questa di adesso possiamo agganciarla, per chi si è sintonizzato adesso diciamo che il governo italiano si è comportato, o il governo europeo si è comportato come quello italiano. La rappresentatività dello Stato in questo momento da parte dei politici di questo governo è prevalentemente al sud e praticamente quasi a zero al nord in proporzione. Su 63 rappresentanti di governo, cioè ministri e sottosegretari, il 29 sono dal sud e diciamo 13, mi pare 16 al nord. Forse la regia può riproporre la grafica che abbiamo visto così prima. Vediamo il parallelismo tra Europa e Italia. Questo è preoccupante, perché i rappresentanti devono rappresentare gli interessi dei paesi fondatori, ma in proporzione alla popolazione e alla capacità di produzione del paese. Ecco, questa è la situazione italiana, diciamo, no? Con i ministri, i 21 ministri, 42 sottosegretari, appunto 63 figure, chiamiamole apicali, che rappresentano, comunque sono esponenti. Ministri sono 5 del nord e 8 sottosegretari del nord, 5, totale 13, il centro Italia 5 e 16, totale 21, al sud 11 e 18 e un totale 29, quindi questo è un po' il quadro di come sono state distribuite, chiamiamole così, le cariche. No? Ma il PIL, andiamo a vedere la produzione e la quantità di abitanti, se è proporzionata a questa scelta. Ecco, vediamo nuovamente questa seconda grafica che è sempre riferita all'Italia in questo caso, chiaramente abitanti, l'Italia ha 60 milioni di abitanti, il PIL è poco sopra i 2.000 miliardi, appunto abbiamo 63 tra ministri e sottosegretari e poi invece vediamo la situazione del nord con 28 milioni di abitanti, un PIL superiore al miliardo e 400 milioni, 13 ministri e sottosegretari. La quantità, la produzione per i nostri telespettatori chiaramente. Cosa quindi, produce il nord rispetto... Ma secondo voi dove facciamo i governi, cioè, i ministri li scegliamo in funzione della residenza anagrafica? Ma stiamo pigliando stasera molto alta? No, ma io penso che scegliamo i ministri, mi auguro che li scegliamo in base alle competenze. Perché se stasera la mettiamo così, siamo alla secessione americana. Rimettiamo non è che li scegliamo sulle competenze, sulla residenza un attimo, rimetti la grafica, rimettiamo la grafica. Mi auguro che il ministro Gualtieri, che è romano, sappia fare il ministro dell'economia del nostro paese. E difatti mica la fare il Lazio, l'ha mandato l'Europa, non facciamo questa ma questo è, io mi auguro che il suo intervento in questo momento, mi scusi, dopodiché la sua voce alta e il suo intervento non hanno nessun significato perché non ha capito il senso di quello che stiamo dicendo. Dopodiché, siccome è una trasmissione, mi scusi, democratica la nostra, lei ha tutto il tempo per dire tutto quello che vuole, ma non interviene così a usma, come si dice da noi altri. Allora, continuiamo la lettura. Allora, il Nord produce 1.468 miliardi, va bene, e ha solo 13 rappresentanti. Ma è possibile che in tutto il Nord, che ha una popolazione di 28 milioni, non ci sia una persona intelligente che possa fare il ministro e rappresentare, come fanno in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ogni nazione che fa parte della Confederazione
ai suoi rappresentanti, perché deve essere sul territorio e rappresentare il territorio. Dopodiché, non ho dubbi che ci siano dei ministri, ma il ministro che ha citato lei ce l'ha mandato la signora dell'Europa e ce l'ha anche detto 2 minuti fa, per cui attenti ai buoni, è una buona... Scusi, dopodiché finisco, lei può fare l'opinione, le lascio tutto il tempo che vuole, dopo. Allora, vediamo che il centro ha 417 di produzione lorda e 300 circa 300 miliardi il sud, e vediamo la proporzione. Allora lascio ai telespettatori di prendere le loro considerazioni e adesso lascio a lei tutto quello che vuol dire in questo senso. Allora, io torniamo in studio, l'ho anche detto facendo una polemica su Facebook con un suo collega, c'è un modo di raccontare la politica che non va bene, perché è giusto che io penso che chi fa informazione abbia le sue idee, ma la politica, come dire, esistono i fatti. E Gentiloni non è stato nominato alla Commissione, è stato nominato dal governo, che in questo momento è un'alleanza tra PD, 5 Stelle e Liberi Uguali. Quel governo ha scelto di inviare un suo ex Presidente del Consiglio, può piacere, non può piacere, questo è oggetto del dibattito. Dire che la commissaria europea ha nominato è una cosa, mi permetta, sbagliata e non fa informazione. 2, quella tabella è vera, ma io penso che in un paese moderno, civile, io penso che i ministri li facciamo per competenza e non li facciamo per la residenza anagrafica, perché quella cosa lì, peraltro mi sarebbe piaciuto, visto che la dobbiamo fare, l'analisi comparata. Quanti ne aveva prima il governo Lega 5 Stelle del Nord? Perché così facciamo un'analisi comparata, visto che aveva un voto che si esprimeva io sto dicendo che quando uno sbaglia, che sia di destra o di sinistra, sbaglia perché va contro gli interessi della... Non mi pare che l'analisi comparata del vecchio governo avesse più ministri del Nord. Peraltro il sottosegretario, così come ce l'aveva Giorgetti che era veneto, il sottosegretario attuale della Presidenza del Consiglio è un veneto di Belluno. Se uno sbaglia l'altro non è lecito di sbagliare, perché ha detto sbagliato quello precedente. A me sembra concesso, diciamo che allora, prima i ministri erano grosso modo su quel numero, adesso sono su quel numero, ma io trovo che quando si fa un governo lo si fa, e questa è la responsabilità che si fanno carico i partiti politici che formano quel governo, nella nomina dei ministri, scelgono quelli che loro ritengono essere, assumendosi la responsabilità, perché poi la gente va a votare, quelli che ritengono essere più competenti a svolgere quel lavoro. Ma non è che lo facciamo sulla base della residenza anagrafica. Dopo 70 anni di Repubblica le cose non sono mai andate in questa maniera. Mi scusi, i suoi predecessori, perché questo motivo di commento è stato fatto nella trasmissione precedente, cioè che riguardava l'elezione, appunto. Il commento è stato da parte anche di rappresentanti della sinistra, del PD, che fa parte di una tecnica elettorale, punto. Certo. Questa è la somma teologica di quello che è stato dato precedentemente, quindi poi possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma che Gentiloni, mi scusi, allora vorrei andare avanti, mi scusi, non parli a vanvera, vorrei andare avanti un attimo sul comportamento di questa Ursula e chiedo ai telespettatori di rendersi conto di quello che sta succedendo, dopodiché il nostro telespettatore potrà essere di un'opinione piuttosto che un'altra, ma io, siccome faccio informazione, do i dati e li faccio vedere, e sono dati reali, poi il telespettatore deciderà, si farà un'opinione di un certo tipo piuttosto che un altro, ciascuno è libero di farlo. Allora, il passaggio successivo, l'innovazione di questa signora Ursula, è quello di aversi creato quanti? 10 vicepresidenti, ma non sono rappresentanti che se lei magari dovesse ammalarsi questi li sostituiscono, hanno pieni poteri per le competenze per cui sono stati affidati, quindi sono dei vicepresidenti operativi a tutti gli effetti, una novità che è anche bella, va molto bene, ma qui torniamo al
magone precedente come li ha scelti. E vediamo che il criterio è esattamente lo stesso. Vediamo un attimo, sì, vediamo la grafica, eccoli qua. Allora vediamo i vari vicepresidenti, Dombrovskis. Ecco, quello che vorrei sottolineare ai nostri telespettatori leggendo questa grafica è di immaginare la carta geografica dove si trovano questi paesi. E dopo la mostriamo magari. Sì. Ma comunque, scusa. In maniera tale che si rendano conto la dipendenza, siccome abbiamo detto che questo è un governo germanocentrico, questa è la dimostrazione. Prego. Certo, allora vediamo i vari, Dombrovskis dalla Lettonia, Timmermans, Paesi Bassi e la Vestager dalla Danimarca. Questi sono peraltro vicepresidenti esecutivi. E poi vediamo gli altri, Dubravka Šuica della Croazia, Margaritis Schinas greco, Maroš Šefčovič della Slovacchia e poi Vera Jourova della Repubblica Ceca e Josep Borrell della Spagna. E adesso allora questi... Però vediamo che tutti questi, la maggior parte di questi paesi sono confinanti con la Germania, quindi, e sono paesi di piccola entità e non so mica quanto questi paesi abbiano capacità di opporsi alle direttive centrali. Con un piccolo particolare, no, mi scusi, dopo le rifaccio vedere. Timmermans e Vestager non sono ascrivibili ai paesi. Timmermans è il leader dei socialisti europei, è stato votato come candidato dei socialisti europei ed è chiaro che è stato nominato vicepresidente perché è il leader della seconda forza parlamentare dell'Unione Europea, e Margherita Vestager è il leader dei liberal democratici europei ed è tutto ovvio che due forze parlamentari europee prendono la vicepresidenza della UE. Non sono ascrivibili Timmermans all'Olanda e Vestager alla Danimarca, sono ascrivibili ai due leader dei due grandi, di uno di un grande gruppo europeo, anche la Margherita Vestager. Tolta la Spagna, sono tutti paesini di pochi milioni di abitanti. Possiamo vedere la grafica successiva. Se lei ha pazienza, poi le rifaccio vedere tutto e le fa anche il commento. Ecco qua, qui vediamo Lettonia fa 2 milioni di abitanti. Paesi Bassi 17, Croazia 5,7, Grecia 10, la Slovacchia 5,4, Repubblica Ceca 10, Spagna 46, beh, insomma la Spagna è abbastanza popolata. Totale abitanti rappresentano 102 milioni di abitanti. L'Europa è fatta di 500 milioni. E questi hanno praticamente poteri specifici per gli incarichi che hanno avuto. Non fanno parte di un gruppo di azione, ma sono stati delegati. Allora, vediamo, la Lettonia credo che non abbia capacità dialettica nei confronti della Germania. I Paesi Bassi nemmeno, la Danimarca altrettanto. La Croazia storicamente è nata perché nel 1941 su influenza ed è rimasta. La Grecia è praticamente priva di intendere e di volere, perché se dice di no su qualcosa la fanno a pezzettina, come l'hanno fatta. Dopo le lascio, lei fa lo stesso commento a modo suo. La Slovacchia, la Repubblica Ceca 10 milioni di abitanti, la Spagna ha una sua dignità, però è sempre un paese in crisi. Allora, questo insieme, l'Europa è rappresentata? No. Ecco, questo che volevo sapere. Adesso, abbiamo ancora una grafica? No. No, un'altra grafica no. Abbiamo la cartina, però la cartina geografica. La cartina geografica perché la gente si renda conto dove sono Lettonia, Paesi Bassi, vediamo se si vede. Eccolo qua. Germania, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, Paesi Bassi sempre confinanti, Danimarca Belgio, sempre confinante, è tutto. Le uniche due regioni, nazioni che sono fuori sono la Spagna e la Grecia. Ecco, questa è la considerazione che abbiamo fatto e guarda caso copia e incolla. Adesso riproponiamo la grafica e lascio a lei la possibilità di criticare e di vedere, perché può darsi che mi sfuggono dei dati positivi di questa Europa. Legittima, ha un'impostazione, deve dimostrare che l'Europa è in mano alla Germania e costruisce questo ragionamento e lo regge.
perché intanto sono nominati dai paesi che hanno dei governi. La Spagna ha un governo socialista, la Germania ha un governo che è un governo socialdemocratico con l'SD che è in crisi. Il candidato spagnolo sarà espressione di un governo peraltro con due forze politiche di sinistra. Le ho già detto che il candidato dell'Olanda non è un candidato di paese, è un candidato di uno schieramento politico che sono i socialisti europei, ed è il leader candidato dei socialisti europei alle elezioni, così come il candidato dell'altro paese è un candidato dei liberal democratici. Quando si fanno queste operazioni si fanno rispetto anche ai gruppi che costituiscono il Parlamento europeo, cioè si tiene conto ovviamente dei paesi, della rappresentanza dei paesi, ma anche della rappresentanza dei gruppi politici che compongono il Parlamento europeo. Non a caso il vicepresidente del presidente del gruppo del Parlamento dei socialisti europei è uno dei vicepresidenti UE. È normale che sia così, perché essendo una composizione di un governo europeo metti i due leader di due grandi forze politiche europee, e gli altri sono nominati da governi, non sono nominati dai parlamenti. La Spagna ha messo sicuramente un leader legato al governo socialista spagnolo, quindi il ragionamento rispetto ai territori non regge moltissimo. Sono fatti tenendo conto della rappresentanza di un territorio. Non si capisce perché un paese, Dombrovskis non è solo la Lettonia, è stato anche vecchio commissario europeo, ha una competenza rispetto ad alcune cose. È il cane della guardia di Gentiloni, no? Il cane della guardia, continua a ripetere questa cosa, e io continuo a dirgli che questa sua lettura è sbagliata, andiamo avanti tutta la sera, speriamo di superarla anche questa. Allora lasciamo Gentiloni da solo, che è intelligente abbastanza per governare. Ripeto, non è questo il criterio con cui non vengono costruiti perché la Germania deve scegliere sia amici, vengono costruiti intrecciando i gruppi parlamentari europei e la rappresentanza di altri, seppur piccoli paesi, che rappresentano la comunità europea. Ecco, allora, a lei il commento. A me piacerebbe fare un ragionamento un po' più profondo, cioè quello della rappresentatività. Ma è giusto continuare a fare la politica in questa maniera qua? Cioè noi continuiamo a fare la politica sui conti, sui gruppi, ma di fatto questa non è democrazia rappresentativa. Cioè quello che a me non piace, questo modo di fare politica, quindi mi trovo diametralmente opposto, è che alla fine sta governando chi non ha vinto le elezioni o chi rappresenta una parte minoritaria di questi paesi della comunità europea. È la stessa cosa, ma è lecito. Hanno perso i sovranisti in Europa, cioè è un dato politico. Mi scusi, in Europa i sovranisti hanno perso. Mi scusi, sono giochini di palazzo che allontanano, per esempio, anche me come elettore alla politica. Adesso io faccio politica e cerco di fare più amministrazione che politica, ma una persona normale che vuole andare a votare di fronte a una realtà del genere non va più a votare. È la stessa cosa che sta succedendo in Italia, né più né meno. I partiti che hanno perso le elezioni sono quelli che stanno governando in questo momento, e sono quelli che i partiti che hanno perso le elezioni europee sono quelli che fanno il governo adesso per andare a mettere Gentiloni, e questo è il problema principale. Allora, è lecito? Sì. Parlo di colpi di Stato? Assolutamente no. La politica è matematica, l'ho sempre detto, cioè, quindi loro lo fanno, ma non purtroppo è una democrazia parlamentare non rappresentativa dei cittadini. Cioè tu vai a votare per una cosa e te ne trovi completamente un'altra. È lecito? Sì. Legittimo? Non lo so, io ho qualche dubbio da questo punto di vista qua. Comunque non mi sento rappresentato, e penso che la stragrande maggioranza, lo vedrete alle prossime regionali, perché sarà l'ennesima batosta, al manco là finalmente possiamo eleggere i nostri candidati con le preferenze. Ma così non andiamo da nessuna parte, cioè ne perde la politica. Guarda, te lo dico, Zuppardo, in maniera molto tranquilla. Se vincevano i nazionalisti, non c'era Chi è che ha vinto? I nazionalisti non hanno vinto le elezioni in Europa. Il vero successo, forse l'unico paese in Europa dove una forza nazionalista ha avuto non la maggioranza del paese, è stato in Italia, dove la Lega ha preso il 30 e passa per cento. I nazionalisti in Europa non hanno vinto,
È un dato politico, almeno su questo, non è che possiamo dire poi può piacere o non può piacere. Hanno vinto nell'Europa forze politiche europeiste che considerano l'Europa un punto di approdo, che la vogliono cambiare, ma che non vogliono distruggere l'Europa. Questo è stato il dato politico delle elezioni europee. Anche noi. Al Parlamento nazionale, quando la Lega ha il 17%, è la terza forza politica del Parlamento nazionale. Il PD ha il 18,1%, i 5 Stelle il 32% e noi piccolini piccolini il 3,2%. Quindi se la prima forza politica del Parlamento si allea con la seconda forza politica del Parlamento, non è che si sono alleate due forze politiche che hanno perso, si è alleata la prima forza politica del Parlamento e la seconda forza politica del Parlamento. Forse dovevano farlo prima. Sì, io pensavo che dovevo farlo prima, dice la Renzi che non ha voluto. No, La storia l'abbiamo saputa come è andata. Io per certi versi magari do anche ragione, nel senso che per esempio dopo siamo tutti bravi a fare la formazione della partita dopo che è stata giocata, però in effetti è stato un azzardo all'inizio quando si è provato a costruire un governo 5 Stelle e Lega. Là nasceva tutto quanto perché erano due partiti antisistemici che erano stati premiati dagli elettori, perché la Lega, ricordo che era la forza principale di una coalizione di centrodestra, mentre il Movimento 5 Stelle era a sé stante, e quindi erano due partiti antisistemici e abbiamo provato a far partire questa coalizione per senso di responsabilità. Le cose, come anche nelle coppie, non vanno sempre bene, quindi a un certo punto si è preso atto, magari senza fare tanti giochi di palazzo, dicendo così non andiamo avanti. Abbiamo presentato una sfiducia a Conte perché avevamo visto che era Conte il problema, ritenevamo che Conte fosse il problema, tant'è che a un certo punto, pur di continuare ad andare avanti, abbiamo offerta la presidenza Di Maio. Le cose invece hanno preso un'altra piega, ripeto, io non sto dicendo al golpe, cioè, è tutto legittimo, ma non è rappresentativo. La gente si stufa perché, ripeto, le elezioni europee hanno dato un dato incontrovertibile, che hanno premiato la Lega. Bene, ripeto il concetto, ci ritroviamo Gentiloni, cioè quello che ha perso, cioè, questo è il problema. Ma comunque, scusate, io sinceramente non vedo gli errori della Lega, perché se nell'arco di 2 anni è passato dal 4% al 34%, che è oggi mi pare, no? Sì. Qualcuno ha ipotizzato anche oltre il 40%, ma direi che Salvini è stato bravo. Poi nel momento in cui doveva fare l'ennesimo rigore è inciampato, vabbè, insomma, ma no, però anche altrimenti se non entrava nel governo precedente, io non credo che Salvini aveva tante chance da esprimere come l'ha espresse durante il governo precedente, perché non c'aveva il discorso degli immigranti, poteva dirlo ma nessuno poteva dire ma prova a farlo, perché non poteva farlo. Invece lui ha dimostrato una certa attività che l'ha portato ad avere consensi. Sì, io sono, da un punto di vista politico, noi sostanzialmente abbiamo stritolato i 5 Stelle, parlo a livello di consenso, cioè io sì. Continuavo a dirlo, allora io sono sempre stato uno, sulle trasmissioni non se le può anche andare a vedere, che su una tematica che a me stava particolarmente a cuore, ho sempre detto che questo era un governo, non era un governo, era un incesto politico, e parlavo dell'autonomia. Allora, sull'autonomia, che è il motivo per cui abbiamo mandato i parlamentari veneti giù a Roma, per noi doveva essere la battaglia della vita. Assolutamente, ed essere presi per il sedere, scusate il termine, però vista l'ora ci può anche stare. Il 18 ve la daremo, a febbraio ve la daremo, a marzo ve la daremo, e dopo alla fine arriviamo a un certo punto dove ci propongono degli illustri accademici partenopei, dopo che abbiamo messo Bertolissi, Antonini, Pola, Stevanato, cioè, basta, insomma penso che sia una presa in giro, che bisognava tirare una linea. Io sono mesi che continuo a dire la roba qua, non abbiamo mica chiesto chissà cosa, dopodiché ci hanno anche detto che è stato, per me in quel momento là doveva
come Veneto dovevamo tirare una linea, che addirittura quello che avremmo risparmiato, cioè, se ce l'avessero data, quello che avremmo risparmiato doveva essere investito a favore delle regioni del sud. Io non ho nulla contro le regioni del sud, ma scusa, chiediamo autonomia per gestire meglio i soldi e poter riversarli sul territorio. E mi dici, bravo, allora noi te la diamo, però quello che vai a risparmiare non lo spendi sul tuo territorio, cioè, quindi l'autonomia non costava nulla, voi ci davate gli stessi soldi per esercitare le stesse competenze, ma quello che risparmi non te lo tieni te, ce lo ridai indietro. È una vergogna, io continuavo a dirlo, erano 13 mesi che continuavo a dirlo sta roba qua, perché la piega aveva preso una piega che era drammatica. Io ho parlato con il ministro Stefani, che a un certo punto proprio era sfinita, ha fatto secondo me di tutto e di più, però la questione mi ha detto guardate che la questione è politica, da qua non se ne va fuori. Allora, come Veneto ritengo che la scelta di aprire una crisi con trasparenza, tranquillità, serenità, eccetera, sia stata una scelta coerente e giusta. Dopo, adesso c'è un governo di questo tipo qua, non piace a nessuno, sarà un investimento, come dice qualcuno, per la Lega, però dispiace. Il cortocircuito però avviene su questo terreno. Se tu sei una forza politica che fa sindacato di territorio, del tuo territorio, certo, appena arriva il governo nazionale salta. È una contraddizione in termini, no? Se tu sei, ma così vuol dire che la Lega non potrà mai governare questo paese. Se la scelta è rappresentare una parte del paese come forza politica e non volersi assumere mai la responsabilità della compatibilità di governare l'Italia, la Lega non potrà mai essere quello che tentava di fare Salvini andando al sud, una forza politica spendibile per il governo del paese. E perché è così? Perché se tutta la logica è io sono una forza di territorio, per dire i catalani, e a quel punto tu, di fronte al fatto che sei una forza di governo, e quando sei al governo dell'Italia, e ti assumi le compatibilità del governo dell'Italia, il cortocircuito è fatto. No, ma non è che scappi. Non l'ha chiesta mica solo il Veneto. No, appunto sto dicendo, è una questione di responsabilità per tutte le regioni, perché non possiamo mica andare avanti così, scusami Zoppato. Cioè, perché adesso ci parlate di LEP, ci parlate di prestazioni minime, ci parlate di tutto, però diamo il nome alle cose. E rifacciamo sempre il solito esempio. Allora, costi storici no, bene, possiamo fare una media dei costi nazionali, 6 euro il pasto in Veneto, 60 giù in Campania, facciamo la media, ce ne date 6 più 60 fa 66, fa 33, 33 1, 33. Ce ne date, io non devo darti nulla. No, ma no, abbiamo un ministro del sud, allora il mio problema, no, ma guarda che la divisione nord-sud non la stiamo mica facendo noi. E io io ti sto dicendo questo ragionamento. Ed è un dramma questa roba qua. Di essere un partito di territorio, ma deve non essere, sarà mai un partito che si assume la responsabilità di governare la complessità di un paese. La Lega. La dimostrazione è che alla prima finanziaria che dovevate fare siete scappati, non vi siete voluti prendere la responsabilità degli impegni che avete tenuto davanti al paese. Che responsabilità? Perché è stata una mossa strategica, allora. L'autonomia, il reddito di cittadinanza, questa cosa qui fa una montagna di soldi che non puoi reggere. Ma guardate che fare i leader politici non è aizzare le folle e avere una visione del paese. La saggezza infinita democristiana, quante volte la DC si è assunta la responsabilità anche di misure impopolari. Così costruisci una leadership e sei classe dirigente. Se di fronte al piccolo problema te ne scappi e riproduci la logica, peraltro se da 20 anni tu chiedi una cosa e la chiedi con i governi di centrosinistra, con i governi di centrodestra, con Maroni al governo, e questa cosa non passa, ma il dubbio che è stata proposta in modo sbagliato verrà in giro in questo territorio, che invece va proposta dentro un quadro di compatibilità nazionale non dentro l'idea
Sapete che c'è, lo sketch li teniamo noi e tutti voi ve ne andate. No, ma cosa, scusa, non ho capito a cosa ti riferisci. Che se tu proponi un'idea di costruzione che per esempio prima devi fare l'analisi dei, come dire, dei singoli costi, dei livelli essenziali di prestazione. Se tu non stabilisci quali sono i livelli essenziali di prestazione e vuoi fare solo sulla spesa storica, tu stai dicendo a 3/4 d'Italia, sapete che c'è ragazzi? Che siete incapaci. Ma questa cosa qui, se uno fa politica, sa che non si può passare. Dopodiché Zai è bravo, si parla su questa cosa. Zuppardo è chiarissimo. Si fa la campagna elettorale, ma questa storia dell'autonomia è da 20 anni che non cammina, ma ci sarà un problema perché non va avanti. Zuppardo, scusate, dobbiamo andare un attimo in pubblicità perché poi il tempo scappa via. Andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo sull'argomento e torniamo anche sulla questione europea e sulla questione dei migranti. A tra poco.